Siamo con l'assessore Salvatore Scozzari qui a questa iniziativa dei sindaci. Lui ha voluto partecipare anche un po' così per curiosità. Vorremmo sapere le tante iniziative che lui laboriosamente ha fatto al comune di Casteltermini. Beh, il comune di Casteltermini devo dire che è un momento critico per tutti i comuni tutti in dissesto finanziario. Non abbiamo avuto manco la possibilità di poter sviluppare determinate idee importanti che questa amministrazione ha voluto portare avanti, però con modestia abbiamo spesso portato avanti alcune iniziative che hanno portato dei ottimi risultati, ad esempio l'asilo nido, che con grande difficoltà, e devo dire grazie anche a tutti gli operatori del comune, perché abbiamo un bacino di articolisti, circa 120 articolisti, devo dirti che si sono impegnati in maniera seria. Abbiamo in economia completato un asilo nido che è un asilo molto bello, che è un fiore all'occhiello della provincia di Agrigento. Abbiamo sistemato un po' le strade, abbiamo fatto qualcosa per quanto riguarda il cimitero, la scuola, ci siamo impegnati per quello che potevamo. Capite che naturalmente il bilancio non ci permette di fare un granché. Il sindaco si è impegnato andando a Palermo e a Roma, in altri posti, per cercare di portare finanziamenti a Casteltermini. Abbiamo ottenuto qualche finanziamento che a giorni pubblicheremo, perché saranno ufficializzati e ci sarà, dove abbiamo fatto finanziare la caserma Carabinieri per un restauro, una chiesa antichissima nel centro abitato e poi un vecchio mattatoio comunale degli anni 80 che abbiamo ottenuto un finanziamento per quanto riguarda per farlo diventare un oratorio. Devo dirti che ce la stiamo mettendo a tutto. Abbiamo avuto in questi giorni una riunione insieme ai sindacati, alle forze politiche e a questi ragazzi che, ahimè, da tanti anni sono articolisti. Stiamo cercando di stabilizzarli con tutte le difficoltà e con le leggi e le circolari che la Regione e lo Stato in questo momento sta mettendo in atto. Ma cercheremo in tutti i modi, purtroppo, di stabilizzarli, perché dopo 30 anni non li possiamo mandare a casa. Purtroppo la bestia l'abbiamo creata noi, l'ha creata la politica, anche se io faccio parte attiva di questa amministrazione, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di stabilizzarli e quantomeno far portare a casa un pezzo di pane, così come si dice nelle nostre parti, a delle famiglie che da 30 anni aspettano di essere stabilizzate e avere un lavoro sicuro e uno stipendio tranquillo. Come valuta questa iniziativa di oggi, dove c'è anche il ministro Mannino con i sindaci? Ma tutte le iniziative che si fanno nell'interesse della comunità, nell'interesse di questa comunità, di questa provincia, per me vanno bene, vanno attenzionate, però capite che oggi la gente, i cittadini non crede più alla politica.